chi vuole chiudere non ha avuto un figlio asmatico, perché se hai un figlio asmatico qua non chiudi. Siamo saliti fino ai 1800 metri di quota di Misurina per incontrare le mamme dei bambini curati dall'equipe del Pio XII. Abbiamo incontrato occhi gonfi di pianto. Lo spettro della chiusura del centro salvavita incombe e lo smarrimento è generale. Siamo arrivati a Misurina e siamo davanti all'Istituto Pio XII, il centro di cui vi abbiamo parlato in questi giorni. Oggi ci sono qui riuniti i genitori che hanno portato i bambini in questo periodo in cura al centro di riabilitazione del respiro. Ilenia è una delle mamme che stanno lottando perché questa struttura resti aperta. Assolutamente sì, io conosco questo centro da circa 7 anni, hanno salvato la vita ai miei figli, in particolare al più piccolo perché nessuno riusciva a capire essere asmatico. Dalla provincia di Ferrara questa mamma ci racconta la storia dei suoi gemellini di 4 anni nati prematuri. Il mio piccolo Matteo la considera la sua casa di Misurina, perché lui quando arriva qua riesce a correre, a saltare, a giocare, a camminare. A casa fa metà scala, poi si siede e dice che è fatica. Da Roma a Misurina per aiutare una bimba di 3 anni e mezzo. Siamo venuti speranzosi di iniziare questi soggiorni di ricovero, insomma, per garantirle una qualità della vita migliore. Insomma, quest'anno lei non ha frequentato la scuola e anche questo è un diritto di ogni bambino, poter essere in salute per poter andare a scuola. Passa il Pio XII, la maggioranza dell'inverno un bimbo che arriva da Rosolina, affetto da asma grave, che nella sua città è costretto a vivere costantemente attaccato alla bombola d'ossigeno. A casa non riesce a correre, non riesce a giocare a calcio, non riesce a fare le cose che fanno tutti i bambini. Invece qua riesce. E quindi questa struttura per Massimo è molto importante perché ha già avuto un coma importante, un attacco di coma 4 anni fa. Ogni volta che c'è bisogno dell'autorizzazione per venire su trovi molti muri davanti e questo fa peggiorare la situazione del bambino. Ilenia da Preganziolo ribadisce: il Pio XII non è una casa vacanze come la si vuol far passare. Vedere tuo figlio faticare a respirare e dire mamma sto male, non riesco a respirare, perdonatemi, non è facile. Siamo disposti anche a pagare il ticket, quello che è giusto che sia, ma che ci aiutino con dei fondi, che la Regione Veneto e che tutte le regioni anche non sempre intralcino le autorizzazioni sanitarie per ricoverare i bambini, perché a volte anche questo noi ci troviamo a vivere, è tanta burocrazia, ma per la salute, soprattutto per la salute dei bambini, non è possibile tutto questo.